Sono Francesco Carta della Filctem CGL regionale e del Sulcis. Perché vi trovate qui sotto la regione? Perché questi ci hanno preso in giro, ci hanno fatto una miriade di promesse e di queste promesse non ne abbiamo incassato neanche una. Noi abbiamo 2 fabbriche chiuse, qua dietro ci sono i cassi integrati di Porto Torres, un'altra fabbrica che sta rischiando di essere chiusa e le risposte non arrivano. Il 2010 è ormai trascorso, la cassa integrazione è finita, ci sono migliaia di persone che sono in cassa integrazione in deroga e che corrono il rischio di finire nelle liste di mobilità, quindi di finire disoccupati. E la politica regionale non ha ancora mosso una virgola. 3 assessori all'industria, ad ogni assessore gli abbiamo raccontato la stessa storia per 3 volte sempre uguale. Anche loro ci impegniamo, vi daremo risposte, queste risposte non sono arrivate. Oggi siamo qua, il sit-in è promosso da CGL regionale per la vertenza entrate e soprattutto per riaprire la vertenza Sardegna, di cui le nostre questioni sono una parte importante. Sulla vertenza entrate potrebbe iniziare una sorta di guerra tra la regione e il governo nazionale. Voi da che parte starete? Noi sicuramente saremo dalla parte di chi deve portare i finanziamenti. La regione li ha giudicati pochi, ma per noi il giudizio della regione è ancora inferiore alle attese, perché comunque la regione è affine al governo nazionale, questo governo nazionale che ci ha scippato tanti di quei soldi. Basta pensare ai fondi per le bonifiche del Sulcis Ecclesiante che sono finiti alla Louis Vuitton Cup della Costa Smeralda, per non parlare di tutte le altre cose. Questo è quello che ha fatto il governo nazionale col consenso della regione sarda, col consenso del presidente della regione sarda, Ugo Capellacci.